I C6O4, sostanze che fanno parte della famiglia degli PFAS, trovati in quantità significativa nelle acque del Po, non possono essere di provenienza veneta, vicentina, né tantomeno del sito inquinato di Trissino, nonostante questo rappresenti il luogo di maggiore concentrazione di sostanza PFAS a livello regionale. Lo ha scritto il commissario veneto delegato per gli interventi urgenti dalla contaminazione PFAS Nicola Dell'Acqua ai dirigenti del settore tutela e sviluppo del territorio di Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna. In assenza di limiti nazionali sulla concentrazione di PFAS nell'acqua, il dirigente veneto ha fatto suonare un campanello d'allarme nelle regioni a monte del tratto veneto del fiume Po. Il presidente Luca Zaia conferma il massimo impegno della regione nella prevenzione della diffusione degli PFAS, dopo la scoperta all'Università di Venezia di un metodo per rilevarli in modo economico e veloce. Ma il governo deve agire, ha ribadito Zaia. La Regione Veneto, ha ricordato, sin dal 2017 si è imposta limite zero PFAS per le acque destinate al consumo umano. Deve essere così in tutta Italia. E che questa sia l'unica maniera per fermare il rischio inquinamento sono pienamente d'accordo le mamme e i genitori no PFAS vicentini. I limiti nazionali dovranno prevedere anche il controllo serrato degli sversamenti industriali nelle discariche e nei fiumi e nelle acque, nelle acque fognarie, perché sappiamo che i depuratori non riescono a trattare queste sostanze. Quindi dovrà essere rivisto in maniera profonda e in modo assolutamente innovativo il processo produttivo di queste sostanze e l'utilizzo di queste sostanze in tutti i campi.